Buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Prealpina, oggi sabato 21 giugno. Ladri di rame ancora in azione a Varese. Questa volta hanno colpito lungo la provinciale del Lago, dove hanno rubato i cavi elettrici. Risultato? Tratti di strada completamente al buio. Elisa Polveroni è andata sul posto a documentare la situazione. Siamo sulla SP1 nel tratto fra Capolago e la Schirana, proprio davanti ai locali molto frequentati dai ragazzi di notte. Qui, come si vede, l'illuminazione è del tutto fuori servizio, pare per colpa di un grande maxi furto di cavi elettrici che ha causato questo guasto a macchia di leopardo lungo tutta la SP1. In questo punto è molto pericoloso uscire perché la visibilità è abbastanza ridotta su una strada molto trafficata anche nelle ore notturne. L'altro punto del tutto al buio è la rotonda di Calcinate del Pesce, dove, come si vede, l'oscurità regna sovrana. Se non fosse per i fari delle auto non si vedrebbe nulla, soprattutto pericolo in questo punto dove c'è l'attraversamento pedonale. Non è assolutamente illuminato, il pedone può comparire all'improvviso. Una situazione di pericolo che va risolta al più presto. Questa mattina a Legnano la presentazione ufficiale della nuova piazza del mercato. Secondo il comune, la riorganizzazione degli spazi rilancerà l'area, ma non tutti sono contenti. Luca Nazzari. L'annunciata rivoluzione del mercato di Legnano è diventata realtà. È infatti stato completato il riassetto dei posti degli ambulanti nell'ottica di rivitalizzare l'appuntamento commerciale del sabato e del martedì, da tempo al centro del dibattito, anche politico, a causa di una serie di problemi che si trascinavano da tempo. Ebbene, dopo mesi di studio e di riunioni, si è arrivati al dunque. La riorganizzazione è partita dalla soppressione degli stalli non occupati con una conseguente diminuzione degli spazi, da 147 a 121, per limitare la presenza di spuntisti. Le bancarelle sono state inoltre disposte in base alle categorie merceologiche, con i venditori di merce usata raggruppati in un'area loro dedicata. Proprio questa circostanza però ha subito sollevato proteste. Ci sentiamo discriminati, dicono gli operatori in questione. 20 anni che sono lì, 20 anni. Io ho avuto anche una 20 minaccia anni qua. che sono lì, 20 anni. Qua. Hanno detto di visitare Almeno quella. mettiti due qua e due altre parti. Ulteriori interventi, ma sulle strutture della piazza, sono annunciati per l'autunno. Ospite della redazione di Prealpina, il leghista Matteo Bianchi ha parlato della sua possibile candidatura a sindaco di Varese alle prossime elezioni del 2027, soprattutto alla luce dell'endorsement ricevuto dal sottosegretario regionale Raffaele Cattaneo. Lo ha intervistato Luca Spriano. Varese, elezioni amministrative 2027. A domanda specifica Raffaele Cattaneo sulla candidatura della centrodestra dice c'è già Matteo Bianchi che sarebbe un ottimo candidato. Il diretto interessato, Matteo Bianchi, cosa ne pensa? Sono assolutamente lusingato di questo endorsement da parte di Raffaele Cattaneo, persona assolutamente di esperienza, amministratore regionale qualificato. Penso anche che sia arrivato il momento per i partiti di centrodestra di cominciare a fare un ragionamento che traguardi il 2027 per evitare poi di arrivare all'ultimo momento e per lasciare spazio a un centrosinistra che sta dimostrando di faticare nel governo della città e di concludere 10 anni di amministrazione con un percorso programmatico dignitoso, ma soprattutto nella gestione dell'ordinarietà della città stessa. Questa mattina alle Ville Ponti di Varese l'assemblea annuale della Confederazione Nazionale dell'Artigianato, con il debutto della nuova CNA Lombardia Nord-Ovest, la maxi associazione di categoria nata dalla recente fusione fra Varese e Lario Brianza, guidata ora da Pasquale Diodato. Presente anche il sindaco di Como Alessandro Rapinese, che non ha risparmiato una stoccata sulla storica rivalità tra Varese e il capoluogo lariano. Ascoltiamo le sue parole nell'intervista di Elisa Polveroni e di Angelo Puricelli di Agenzia Blitz. Il sindaco di Como Alessandro Rapinese, lei è anche un personaggio mediatico, no? Che sa far discutere, creare opinione. Cosa ne pensa del rapporto fra Varese e Como? Oggi si fondono le due CNA, ma in generale i territori sono sempre stati in conflitto, devono collaborare? Prima si dicono le cose serie. Poi dopo evidentemente la rivalità con Varese vediamo di farla uscire. No, questo è un passaggio magnifico per le realtà artigiane del territorio che possono basarsi su una scala più ampia
Ricordo a tutti che ci sono paesi di cui non conosciamo il nome che hanno più abitanti dell'Italia e non sappiamo neanche il nome. Di conseguenza le nostre dimensioni potrebbero essere il nostro problema e di conseguenza estendere quelle che sono le governance su più territori ci rende più forti e ci consente di resistere. Quindi viva questa unione con Varese e questa è la parte seria. Poi effettivamente, se iniziamo nella parte ludica, semplicemente non c'è rivalità con Varese, nel senso che la rivalità ce l'hai con i tuoi pari, insomma. Piero Colaprico, Andrei Longo, Gabriele Pedullà. Sono loro i finalisti del Premio Chiara 2025. I nomi sono stati ufficializzati stamattina all'eremo di Santa Caterina del Sasso a Leggiuno. Durante la cerimonia è stato anche annunciato il vincitore del concorso inediti. Si tratta di Rodolfo Nicodemi. Menzione per il giovane Edoardo Zanzi. Sentiamoli al microfono di Laura De Fegni con immagini di Domenico Ghiotto di Agenzia Blitz. Il premio Chiara è l'incontro tra i luoghi, la letteratura e le generazioni. Con me abbiamo i vincitori per la categoria inediti e partiamo proprio dal primo classificato, Rodolfo Nicodemi. Mi è piaciuto moltissimo quello che lei ha detto. Spesso raccontiamo noi stessi attraverso quello che facciamo, ma c'è molto di più da raccontare. Lei lo ha fatto col suo inedito. Sì, perché insomma ridursi a quello che si fa è una cosa bella, ma è anche un limite. No? Nel senso che gli anni passano, si cambia e quindi bisogna anche reinventarsi e l'età non deve essere un peso, bisogna sempre trovare il modo per andare avanti comunque. Mi è piaciuto moltissimo e mi piace molto che dall'altra parte invece ci sia Edoardo Zanzi, 25 anni, quasi 26, anche per te un inedito con un approccio un po' diverso. Nasce da un momento difficile anche dal punto di vista fisico, dicevi? Sì, nasce da un momento difficile, fisicamente provante. E dopo l'intervento del dente del giudizio avevo questo dolore fisico, poi non è l'unico che ho avuto nella mia vita, ma era particolarmente forte e mi sono messo a scrivere tutte le notti, quindi musica per nottambuli e di un nottambulo, ascoltando soltanto Waltz for Debbie di Bill Evans. È uscita questa raccolta in poco tempo, poi qualche racconto in realtà ce l'avevo già e ho deciso di mandarlo al premio Chiara. La pagina dello sport atletica leggera. Virginia Troiani vola sulla pista del meeting di Ginevra. Per la seconda volta in poche settimane, la 29enne atleta di Busto Arsizio si migliora e stampa il secondo tempo ottenuto da un'atleta italiana sui 400 metri femminili. L'atleta della Pro Patria Milano ha chiuso la gara in 51,06, superata sul rettilineo finale solo dalla colombiana Aguilar. Il record italiano di Libania Grenot, 50 secondi e 30 centesimi, dista ancora 76 centesimi. E ora Giulia Milani ci fornisce tutte le anticipazioni di quello che troverete sulla prealpina di domani. Grazie Marco. Tanti argomenti e approfondimenti sulla prealpina di domani, in cui molti servizi seguiranno un filone tematico sulla sanità. Una prima buona notizia arriva da Varese. Barbara Zanetti porta la testimonianza del primario dottoressa Eliana Cristofani, che racconta la storia di una bimba di 9 mesi che ha sentito per la prima volta la voce della mamma grazie a un impianto cocleare innovativo. Sempre all'ospedale di Circolo sono stati festeggiati i 15 anni del numero unico per le emergenze. Il presidente della regione Attilio Fontana ha sottolineato quanto l'esempio lombardo abbia fatto scuola in Italia. A Gallarate, Elisa Ranzetta torna sul tema della sanità con un'inchiesta sul numero e l'età dei medici che lavorano in ospedale. Dopo l'appello dell'assessore regionale al welfare Guido Bertolaso, la situazione non sembra essere cambiata. Molti professionisti se ne vanno e non sempre c'è ricambio generazionale. Infine, come ogni domenica, le 2 consuete rubriche del terzo settore e della salute, con qualche consiglio per affrontare la spiaggia. Dai rischi legati alle microplastiche alla prevenzione delle infezioni della pelle. Grazie Giulia, e con questo è tutto. L'appuntamento con le informazioni di Prealpina torna domani sera sempre alle 19. Buona domenica!